al lago oggi è bellissimo, tante persone, tanto sport, il nostro territorio sicuramente si adatta a questi eventi e porta quella che è la sua realtà e quindi la voglia di stare insieme praticando sport e accerchiati dalla natura che ha la conca dell'Alpago. Penso che sia un luogo ideale dove poter sviluppare queste discipline sportive. Il lago, non ci sono parole per commentarlo, ma poi anche spazi per la bicicletta, per la corsa, piste ciclabili, insomma questa è un'area poi che al di là del triathlon è una delle meraviglie del Veneto e quindi noi ce la teniamo stretta e orgogliosamente siamo pronti a ospitare eventi di questa portata. Vedere sfilare tutte le categorie, dai ragazzini mini cuccioli di 6 anni, oggi abbiamo anche un Master 10, famoso in Italia ma anche all'estero, Gerardo Mercati, che ha 85 anni suonati, ancora fa il triathlon, 86, quindi cioè, quale altro sport può vantare una partecipazione così ampia, tenendo presente che i primi di questa gara sono atleti di valore nazionale, se non addirittura internazionale. Sì, veramente una bella giornata impegnativa, ma intanto col sole, adesso si è alzato il vento normalmente come succede sempre a Farra a mezzogiorno e mezzo sul lago e quindi abbiamo appena terminato con i ragazzini. È stata veramente una bella giornata di triathlon, a cominciare stamattina alle 9 e vedere le ondate di partenza delle 3 ondate di ragazzi fa venire i brividi perché erano veramente tanti. Oggi hanno gareggiato più di 750 atleti nel nostro lago e quindi questo veramente è una bella cosa, vuol dire che i triatleti veneti del Triveneto aspettano questo appuntamento come l'appuntamento dell'anno e poi si fermano anche qui più di qualcuno a fare le ferie, qualcuno mi ha chiesto già se poteva allestire il gazebo già ieri sera, tanto per capire qual è l'ambiente. Quindi siamo qua, pasta party alla grande, da cui si è aggiunto anche pietanze diverse dalla pasta come i gnocchi. Quindi direi veramente molto bene. Adesso in attesa delle premiazioni ancora qualche minuto e intanto si divertono e prendono il sole e si asciugano le lacrime, non lacrime lacrime di sudore, non lacrime pianti, perché si è alzata anche la temperatura. Stamattina alle 9 erano 22-23 gradi e ora siamo intorno ai 30. È stata una gara chiaramente veloce, io ho fatto la scelta tattica di mettermi la muta nei 750 metri in acqua e un po' perché per il mio fisico l'acqua fredda la sento, un po' perché vai un po' più forte, chiaramente pagando un po' di più nel cambio. E scelta azzeccata perché sono uscito davanti, sono riuscito a restare nel gruppo dei primi in bicicletta e poi chiaramente sentivo di stare bene a corsa e ho provato sì, a staccare tutti già subito e cercare di mantenere nella seconda parte di gara a piedi, quindi insomma tutte scelte tattiche che hanno premiato, quindi non posso che essere contento. Allora il nuoto non è andato molto bene, sono uscita quarta penso, ho preso anche tante botte perché c'era un sacco di gente, poi la bici è andata abbastanza bene, penso di aver recuperato un po' dalle 3 davanti. E poi a corsa il primo giro sono partita molto forte e infatti le ho riprese, solo che avevo un po' paura di essere partita troppo forte, però dopo è andata bene.